stata lunga la presentazione, ma perché sono davvero tante le atlete, tutte e 6 hanno indossato i colori della nazionale italiana e quindi tante atlete di alto livello, sono tutte quelle che stanno alle spalle di Federica Pellegrini. Pensate, la spagnola è proprio la vice campionessa italiana in carica, argento ai primaverili, proprio dietro alla Pellegrini. Intanto la partenza vede al comando la Masini Lucetti, 27,78, per lei che ha forse una velocità di base superiore alle altre, infatti è stata campionessa italiana assoluta anche nella prova dei 100 stile libero. Carpanese però lì vicina dalla terza corsia, incalza la Masini Lucetti e in terza posizione proprio la spagnolo rientrata da un periodo negli States dove si è allenata insieme all'americano più famoso dopo Phelps, Ryan Lochte. E allora Masini Lucetti avanti, 58,06, Carpanese a 3 centesimi, 58,09, poi spagnolo 59,53, un po' attardata in questa prima parte di gara. Testa a testa sembra per la vittoria fra la Carpanese e la Masini Lucetti. Il primato della manifestazione porta l'autografo di Federica Pellegrini, 1,57,67 nell'edizione del 2007 che la vide partecipare al Memorial Chiara Javi. Masini Lucetti 1,29,32, Carpanese 1,29,51, la Meoli si è portata in terza posizione con la Agnoletto al quarto posto, in lotta anche lei per una possibile medaglia. Primato regionale proprio di Alice Carpanese, 1,57,61, primato europeo, mondiale, italiano della Pellegrini, inarrivabile, 1,51,17. Attenzione all'accelerazione di Chiara Masini Lucetti, la toscana targata SC va alla vittoria. Chiara Masini Lucetti 2,00,24, Alice Carpanese è seconda in 2,01,11, Carlotta Meoli la spunta per la terza posizione, 2,02,47, poi Agnoletto, Cesare e Spagnolo a chiudere. Davvero una bellissima gara e l'applauso alle nostre campionesse, alla vincitrice Chiara Masini Lucetti.